Eccoci qui con Gioele Lazzari, il numero 9 del Seregno. Una partita che soprattutto nel primo tempo vi ha visto con diversi cartellini blu e quindi con diversi momenti in cui avete giocato in inferiorità numerica. Questo probabilmente ha compromesso anche un po' il risultato, soprattutto del primo tempo. Intanto un commento a caldo. Sì, buonasera a tutti. Sì, abbiamo preso un po' di blu ingenuità nostre e ci può stare, però sotto certi punti di vista in difesa abbiamo fatto bene, e in inferiorità numerica c'è ancora molto da lavorare e niente, loro sono stati bravi a fare un gol o due, adesso non mi ricordo, però sì, c'è sempre da migliorare, però la strada è giusta. Sì, sicuramente il secondo tempo, l'inizio del secondo tempo avete preso un gol direi a freddo, ma eravate sempre in inferiorità numerica. Poi dopo c'è stata una buona reazione da parte vostra, però qualcosa non ha funzionato al 100% probabilmente. Sì, adesso a caldo non saprei. Sicuramente forse dobbiamo girare più pallina, penso. Come ho detto prima, adesso non trovo spiegazioni, però penso di sì, penso sia quello. La pallina va girata molto più veloce, però anche il loro portiere ha fatto un'ottima partita, veramente. E niente, solo complimenti al Montebello. Perfetto, grazie mille, in bocca al lupo per il resto della Coppa Italia. Grazie, alla prossima. Ciao. Ciao, anche a voi, grazie.